Quando si parla di MotoGP si raccontano le gesta dei piloti più forti e più talentuosi al mondo. E quando si parla di puro talento, probabilmente, il primo nome che salta alla mente e sul quale siamo tutti universalmente d'accordo è quello di un ragazzo australiano che in un'epoca di leggende è arrivato in punta di piedi, ma è riuscito a riscrivere le regole, vincendo dove nessuno pensava fosse possibile e ritirandosi quando era ancora il più veloce di tutti. Non cercava i riflettori, non faceva rumore, eppure quando entrava in pista faceva sembrare impossibile tutto ciò che per gli altri era già al limite. Non correva soltanto contro gli avversari, correva contro la moto, contro i suoi limiti, contro il dolore, contro la pressione di uno sport che ha amato da sempre, ma dal quale proprio quel circus con il suo peso, le sue dinamiche, lo ha pian piano allontanato. Un rapporto complesso con uno sport che lo ha reso grande e allo stesso tempo lo ha logorato. Questa non è solo la storia di un campione del mondo, è la storia di un talento puro, di una mente solitaria e di un uomo che ha scelto di andarsene prima che la MotoGP decidesse per lui. Questa è la storia di Casey Stoner.